Roberto? Roberto? Vieni qui. Ci sono altre? Buongiorno a tutti e ben arrivati. È sicuramente un giorno molto importante questo per la città di Portoviro, perché arriviamo alla chiusura di un progetto che ci stava molto a cuore, è un punto programmatico del nostro programma elettorale del 2022 e con tanto sacrificio e tanto sforzo ci siamo arrivati. Abbiamo scelto di avere a Portoviro un punto centro per l'impiego, quindi da Rovigo ad Adria, adesso anche a Portoviro, oltre che a Portotolle. Si dirama questa possibilità, questa catena di dare lavoro con dei collaboratori che ci hanno affiancato in questa scelta, che sono assolutamente di prestigio, perché Veneto Lavoro è per noi un partner importantissimo e pensiamo che questa sia un'opportunità che la città di Portoviro doveva avere. È un'opportunità per trovare soluzioni lavorative, per inserire i giovani in stage e tirocinio ed è sicuramente un modo per mantenere vivo questo quartiere, il quartiere di Porticino, che aveva prima in questi locali la scuola e che vede adesso il riposizionamento di un servizio a tutela e a favore di tutti i cittadini. Quindi per noi è sicuramente un obiettivo molto importante che siamo felici di condividere con voi e ci auguriamo che sia frequentato tantissimo, perché la domanda e l'offerta in realtà ci sono, nel nostro territorio hanno numeri importanti e questo è il modo per dare risposta alle tante famiglie che hanno bisogno di trovare un lavoro e aziende che stanno cercando personale da inserire. Abbiamo oggi qui con noi l'assessore regionale Valeria Mantovan, che ha seguito inizialmente come sindaco di Portoviro questo progetto e adesso c'è stato al fianco nella conclusione e nell'evento finale, quindi passerei la parola a Valeria, che è sempre così carina e gentile di partecipare alle nostre cose. Grazie Valeria. Grazie Alessia. Allora, innanzitutto saluto tutti i presenti, saluto anche i colleghi amministratori degli altri comuni, qui vedo Rosolina e Capozze, poi credo ci siano anche altri. Questo è sicuramente un giorno importante per la nostra città che è Portoviro, ma anche per un quartiere che è quello di Porticino, che aveva visto purtroppo questa scuola chiudere, ma che oggi grazie a questa collaborazione che nasce tra Regione Veneto, quindi Veneto Lavoro, Assessorato al Lavoro e Comune di Portoviro, siamo in grado di ridare vitalità a questa sede, ma soprattutto di offrire un servizio importantissimo per la nostra città, ma anche per i comuni limitrofi. Qui infatti sorgerà una sede periferica del centro per l'impiego che fa riferimento ad Adria, dove ci saranno dei professionisti che accompagneranno chi è in cerca di lavoro a trovare un percorso e a fare un percorso personalizzato e confacente possibilmente alle proprie esigenze e quindi direi che questo orientamento che Veneto Lavoro fa molto bene e che rappresenta un'eccellenza a livello regionale, perché siamo forse una delle regioni che fa il più alto numero di profilazioni degli utenti, metterà in qualche modo a contatto queste persone in cerca di lavoro con quelle imprese che invece sono in cerca di professionisti, di comunque gente volenterosa, perché spesso sappiamo che anche le imprese fanno fatica a trovare personale di un certo tipo, quindi confacente alle proprie richieste. Quindi in questo momento sappiamo che la situazione non è delle più facili, per cui tutto ciò che possiamo fare come istituzioni e in sinergia col territorio per agevolare questo incontro tra domanda di lavoro e offerta di lavoro va fatto. E io devo dire che la Regione Veneto in questo eccelle. Tra l'altro ringrazio tutta la classe dirigente e tutti i collaboratori di Veneto Lavoro che oggi sono qui. Ringrazio anche il direttore Tiziano Barone, che il primo giorno che ci siamo conosciuti, quando appunto ho assunto l'incarico di assessore regionale al lavoro, mi ha dimostrato subito la sua disponibilità nel volere offrire un punto per il centro per l'impiego a Portoviro, che ha trovato chiaramente terreno fertile perché l'amministrazione con l'assessore al commercio Alessia Tessarin e con i vari colleghi ha subito colto questa opportunità, perché io sono stata sindaco di questa città, per me è stato un onore, lo dico sempre, e uno dei punti del nostro programma elettorale era proprio aprire un punto che favorisse questo incontro tra domanda e offerta di lavoro.
e oggi avere realizzato a distanza di poco più di 2 anni e mezzo questo punto importantissimo, credo che sia un traguardo e motivo di orgoglio e di soddisfazione, non tanto per noi stessi, ma per la città di Portoviro. Quindi io vi ringrazio e cedo la parola al dirigente, magari se vuole dire 2 parole, cioè chiaro, giusto? Mi ricordava il mio presidente del consiglio che io adesso quando sono qua io mi sento ancora un po' l'amministratore di questa città, però chiaramente insieme al mio saluto e alla mia presenza oggi porto anche quella del nostro presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che chiaramente ha sempre fatto un punto di forza, quello di essere al fianco delle imprese e dei lavoratori nella nostra regione. Infatti Veneto Lavoro ha un osservatorio molto importante, si occupa di mercato del lavoro e con questa sede che andiamo ad aprire in una provincia come quella di Rovigo, che è una provincia forte ma fragile allo stesso tempo, che fa parte delle aree interne, andiamo anche a in qualche modo dare risposte a livello regionale a quella che deve essere un radicamento capillare dei servizi per il lavoro sul territorio. I locali di quest'anno giubilare, che vogliamo proprio che anche questo luogo diventi un'occasione. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie, ci siamo. Claudio, entra. Entrate un po'. Se lei vi sposta una manina, perfetto, mi fa un piacere, se no. 1